Senti come riflessione del fondo da è casuale, tipo di casuale. Sì, si sente. Non è che non casca la luna. Potrebbe essere strumentalizzata per trasformare il sindaco sindacato, no? Iniziamo. Intanto buonasera a tutti, ringrazio i partecipanti, ringrazio naturalmente le autorità presenti, il prefetto, il presidente della provincia, il sindaco che ci ha ospitati e l'amministratore delegato Lupi del cantiere Vittoria. Allora, come CGIL Will abbiamo organizzato questa giornata per un confronto pubblico su un tema, insomma, che avete visto anche sulla stampa, ci sta toccando in profondità quella che è l'attività produttiva di questo territorio. Stiamo parlando di cantieri Vittoria, stiamo parlando di una realtà che ha quasi 100 anni, si è insediata in questo territorio nel 1927 ed è all'interno di un territorio che di per sé è già fragile come le Polesine, come le Basso Polesine, diventa un problema duplice, oltre che quello, diciamo, di tipo industriale legato ai posti di lavoro, legato alla situazione anche sociale, perché stiamo parlando di un territorio chiaramente fragile come il Polesine. Un territorio particolarmente vecchio che ha bisogno in maniera importante di una reindustrializzazione e noi invece in questo momento stiamo trattando un tema che va fortemente al contrario, il rischio della chiusura di una grande azienda come il cantiere Vittoria. Abbiamo organizzato questo incontro per far capire, per spiegare, per porre come incontro pubblico appunto la situazione per quella che appunto ci è stata presentata e per tentare di provare assieme alla politica, insieme agli attori istituzionali di questo territorio, provare a mettere sul tavolo delle possibili, più che soluzioni, anche soluzioni, ma anche degli strumenti per arrivare alle soluzioni, perché altrimenti il rischio è concreto e importante. Io passerei la parola subito al sindaco che ci ha ospitato e che nuovamente ringrazio. Sì, grazie a tutti, buongiorno, grazie Sua Eccellenza il Prefetto, il Presidente della Provincia, l'amministratore e soprattutto i tanti presenti qui oggi. Ho sentito il dovere, appena ho ricevuto la telefonata da parte dei sindacati, di convocare immediatamente questa assemblea di Sala Federighi per cercare di iniziare un percorso che possa essere naturalmente risolutivo e naturalmente più tranquillizzante per i 70 operai più l'indotto del 5%. È inutile che mi dilunga tanto su la storia di Cantieri Navali Vittoria. Siamo tutti affezionati a quell'insediamento produttivo che ha dato tanto e tantissimo alla nostra comunità e non solo alla nostra comunità. Oggi è una giornata, pensate che su Facebook oggi mi è comparso, facevo appena vedere che 9 anni fa, oggi, inauguravamo un pattugliatore tunisino nel 2015 e oggi siamo qui invece con tutt'altra situazione. Io mi auguro veramente che da parte di tutti, ognuno per il suo ruolo, abbia e trovi le soluzioni più adatte per cercare di uscire fuori da questi impassi. Io vi ringrazio, non mi dilungo tanto, do la parola alla parla con questo che vorrei. Per continuare la serata io passerei subito la parola a Antonio Silvestri, segretario regionale del Veneto, che fa un po' il quadro per come appunto l'abbiamo vissuto come organizzazione sindacale. Sì, buongiorno a tutti, intanto e a tutte. Io ho il compito di provare a fare una breve sintesi della convertenza, quindi esprimerò nella prima parte della mia introduzione i fatti come li abbiamo visti noi, come li abbiamo vissuti noi, riservandomi comunque poi di dare anche qualche interpretazione, di provare appunto a descrivere il contesto da come lo stiamo appunto vivendo
e provando anche a proporre a fare delle appunto proposte concrete. Allora, l'avvio di questa appunto vertenza per noi decorre formalmente da ottobre con la presentazione della procedura di composizione negoziata di crisi, con un nuovo strumento previsto dalla nuova legge fallimentare, che è sostanzialmente una procedura stragiudiziale che serve, che prova insomma a verificare le condizioni per la composizione, appunto come dice lo stesso nome, negoziata della crisi. In realtà devo dire che era già da tempo che nel cantiere si respirava un'area appunto di preoccupazione, e devo dire che però a noi l'avvio della procedura negoziata di crisi in realtà non era stata, come posso dire, comunicata dalla stessa direzione. Anzi, siamo trovati che mentre noi appunto richiedevamo, a questo punto un po' paradossale, ma descrive anche, come posso dire, la qualità delle relazioni sindacali fino a un certo punto, siamo trovati che mentre noi richiedevamo un incontro per il rinnovo del contratto aziendale, cosa che tipicamente si fa quando le cose vanno bene, siamo trovati a fare quella appunto di incontro, e qualche giorno dopo abbiamo letto appunto sui quotidiani che si avviava questa procedura, e quindi siamo intervenuti e in quell'incontro c'è stata descritta la appunto situazione. Insisto, quello appunto strumento, quello della procedura negoziata di crisi, è uno strumento che ci è stato detto insomma che veniva assunto a fronte di una situazione di perdite di bilancio importanti, per mettersi a riparo dai miei creditori e per trovare un nuovo partner finanziario e produttivo che potesse rilanciare l'attività. Perché la crisi, per come ci è stata spiegata, per quello che era scritto nei bilanci, la crisi appunto risaliva al periodo del Covid, e quindi a un periodo ovviamente particolarmente difficile per tutti, all'aumento dei prezzi delle materie prime, e anche quello credo che sia uno degli elementi che insomma abbiamo vissuti tutti nel nostro paese, nel comparto metalmeccanico, e di costi delle imbarcazioni non previste, e quindi costi maggiori rispetto ai vari preventivi. Queste sono state sostanzialmente le indicazioni che da una parte erano appunto riportate in maniera parziale magari sul bilancio, dall'altra sono quelle che ci sono state appunto comunicate. Gli stessi bilanci ci appunto descrivevano però una situazione in realtà di ordini che non faceva preoccupare. Secondo appunto il bilancio, ma insisto, anche le comunicazioni che appunto ci sono state fatte, che ho visto anche appunto recentemente sugli organi di stampa, Cantieri Navali appunto Vittoria, gli ordini ci aveva, e ci viene spiegato che ancora appunto ci sono ordini importanti anche per un ammontare assolutamente importante, insisto, 200 milioni di euro nella appunto situazione economica di oggi. Non stiamo parlando di bruscolini, insomma sono cose, ordini appunto importanti anche con clienti prestigiosi. Tra questi appunto Fincantieri, azienda che assieme a Cantiere Navale appunto Vittoria ha previsto la realizzazione di una appunto imbarcazione per la Guardia Costiera del valore di 80 milioni di euro, quindi stiamo parlando anche qui insomma di ordini importanti. Quindi sostanzialmente il 9 ottobre si avviava questa procedura, partendo da una situazione che, se era complicata dal punto di vista finanziario, in realtà secondo i dati forniti, che ci hanno appunto fornito, non lo era dal punto di vista degli ordini e delle somme commesse.
Ovviamente credo che da questo punto di vista l'avvio della composizione, della composizione negoziata della crisi fosse anche un elemento, ma ci è stato spiegato anche così, insomma, per darci il tempo necessario, per dare il tempo necessario all'azienda di trovare possibili appunto interventi di altri appunto soggetti imprenditoriali che potessero rilevare l'attività o intervenire nell'appunto attività. Secondo le dichiarazioni riportate dalla stampa, ma poi insomma la voce del cantiere credo che da questo punto di vista sia stata abbastanza chiara, uno degli interventi, una delle prospettive in termini di proposta era appunto rappresentata dal gruppo Osanna, che avviava una valutazione, che doveva avviare una valutazione e un approfondimento proprio sulla possibilità di poter intervenire. Questo appunto interesse in realtà nell'ambito della procedura concordata di crisi non si è realizzato. Decorsi il termine, l'azienda ha deciso di provare con il concordato preventivo e quindi il 13 dicembre con appunto l'assistenza dello studio Cuneo, con la nomina del nuovo amministratore delegato qui presente, che appunto ringraziamo per la presenza, Stefano Luti, con cui devo dire si apre un'interlocuzione. Mentre prima, come appunto sottolineavo, ci siamo trovati che eravamo su una situazione in cui le comunicazioni ci parlavano di una situazione assolutamente rosea, anzi che tutto era assolutamente superabile, dal 13 ottobre con il concordato preventivo la cosa assume anche una caratteristica di un certo tipo. I motivi ovviamente per l'apertura del percorso concordatario sono sempre gli stessi. Dal 13 appunto dicembre decorre la prima fase di 60 giorni previsti dal concordato e si ottiene la proroga, sempre perché in quella fase diversi soggetti oltre il gruppo Osanna si facevano avanti per capire insomma se c'erano le condizioni dell'intervento sul concordato, però siamo appunto arrivati al 13 aprile, quindi l'altro giorno, e concretamente non si sono realizzati interventi e ingressi concreti che abbiano permesso appunto un giudice di chiudere quel suo percorso là per vedere invece magari il suo salvataggio. E questo è un punto che deve essere, credo, assolutamente sottolineato. Da una parte c'è la preoccupazione che ovviamente testimoniamo qua oggi e che è data dal fatto che nonostante due strumenti messi in campo, ad oggi non c'è un interesse concreto. Dall'altro la volontà della azienda di dare continuità a questa appunto ricerca. Questo punto lo voglio valorizzare sapendo però che se le cose non si sono realizzate nell'arco del concordato e prima ancora della procedura di composizione della crisi, le cose hanno una certa drammaticità, lo voglio sottolineare. E allora siamo appunto arrivati ad oggi e dopo l'esito negativo del suo concordato si avvia, mi sembra che sia stato depositato proprio prima il discorso, si avvia il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, cosiddetto PRO, che anche questo è un nuovo strumento previsto dalla legislazione fallimentare, ma e anche questo è un ulteriore strumento che dovrebbe servire a darci il tempo necessario per poter realizzare eventuali interessi. Insisto, questa è la fredda cronologia degli eventi, credo insomma che forse mi sono sbagliato sulle date, ma penso di no. Il punto, credo, è che noi abbiamo fin dal principio, fino dall'appunto inizio di questa avvertenza, abbiamo posto alla direzione
sia quella precedente che quella appunto attuale, il tema che per noi i licenziamenti non ce la devono essere, e da questo punto di vista, se il cantiere è in queste condizioni, di tutto si può parlare, ma non di responsabilità di chi ci lavora, dei lavoratori che concretamente hanno costruito le navi e hanno la potenzialità per poterlo continuare a fare. Il punto non è tanto, guardate, lo dico così, la ricerca delle responsabilità, anche se senza un'analisi precisa di quello che è appunto successo, difficilmente si può pensare di programmare il futuro, tanto appunto per essere chiari. E dal nostro punto di vista le cause della crisi, oltre a quelle che ho appunto citato prima, risiedono molto anche sulle tensioni interne che si sono realizzate all'interno della stessa società, fra soci, fra parti della proprietà, fra dirigenti. Non è cosa di poco conto questo, quando iniziano queste appunto tensioni si complica sempre un po' tutto. Ci sono sicuramente, come posso dire, condizioni che ci hanno preoccupato dal punto di vista anche del suo bilancio. Abbiamo visto, come posso dire, commesse, prese in perdita, operazioni che hanno poco senso anche dal punto di vista industriale. Però insisto, tutto questo non ha sicuramente, di tutto questo i lavoratori non hanno assolutamente responsabilità. Io dico anche che probabilmente si è anche perso un po' di tempo, e non è che anche questo, sulla vicenda come quella che stiamo vivendo, il tempo non è una variabile indipendente. Non è che passino 60 giorni, 120, no. Si sia perso un po' troppo tempo, correre dietro alle chimere, provo a spiegarla così. Allora, se si pensa che la soluzione della crisi di Cantieri Navali Vittoria fosse rappresentata dal gruppo Osanna, la testimonianza è quella che stiamo vivendo oggi, che la proposta non l'ha fatta. E avrei capito e avrei pensato, insomma, che la proposta, anche se fosse stata fatta, qualche difficoltà, tanto per essere chiari, se andate, chiunque di noi può andare a leggere i bilanci del suo gruppo di cui stiamo parlando, sono pubblici, e se sono quelli i bilanci che dovevano acquisire Cantiere Navale Vittoria è cosa complicata. Non solo questo, se si pensava che un imprenditore può entrare dentro dando i soldi, portando gli ordini, mantenendo la stessa direzione precedente, presentatevi imprenditori che hanno queste caratteristiche, perché sono veramente rari che fanno questo. Non credo che quella fosse stata la via, ma lo abbiamo detto fin dal principio, l'abbiamo detto fin dal primo incontro, che verificando appunto alcuni dati le cose non ci tornavano. Insisto, le scelte sbagliate sono scelte sbagliate che poi però si riflettono sulla conduzione del periodo, perché oggi se arriviamo con il PRO, che è appunto questo nuovo strumento che ci permette di andare avanti fino al termine della costruzione delle ultime 2 navi della Marina Croata, e poi appunto, insisto, forse dovevamo, come posso dire, impegnarci di più sulla ricerca di altri appunto imprenditori che avessero caratteristiche di tipo industriale vero. Adesso la dico così, credo di non sorprendere nessuno, ma insomma abbiamo a pochi chilometri da qua un'eccellenza della cantieristica, se non ci pensiamo. La Fincantieri, che fra l'altro, come appunto dicevo prima, ha anche un'importante commessa all'interno del cantiere navale, che pesa per 80 milioni di euro, quindi non sono bruscolini. Se la Fincantieri decidesse di entrare, di provare a fare una proposta da questo punto di vista, sarebbe un elemento importante. Un elemento importante per la Fincantieri, perché gli permetterebbe di completare la nave e di poterla consegnare, un passaggio importante per le maestranze che avrebbero
la possibilità di poter lavorare e la sì di poter verificare con il tempo a che punto arrivare. Guardate, lo so, è sempre complicato che un sindacato dica quelle imprese, chiedere alle imprese di intervenire su una situazione di crisi. Però insisto, parlo della Fincantieri perché oltre a essere un cantiere, insisto, relativamente vicino, che produce navi, oltre ad avere queste caratteristiche, oltre ad avere anche l'interesse di poter intervenire sul cantiere navale appunto Vittoria, insomma è anche partecipata pubblica. Il 70% del gruppo di cantieri è partecipata dalla Cassa Depositi e Prestiti, quindi c'è anche, come posso dire, dovrebbe avere anche un ruolo sociale. E qua stiamo parlando della nazionalizzazione di chissà quale struttura, stiamo semplicemente dicendo se la Fincantieri interviene sul cantiere Vittoria, realizza un'idea industriale, perché c'è tutta la convenienza, e contemporaneamente può essere anche utile all'intervento a tutela e a salvaguardia dell'occupazione su un territorio che oggettivamente qualche difficoltà ce l'ha. Ma dico questo anche perché oggi, e finisco veramente perché vedo che sono stato lunghissimo, in realtà le disponibilità anche economiche, se uno pensa al PNRR, insomma, sulla cantieristica i soldi sono stati stanziati. Se appunto pensiamo che per il 2024, ma per il 2023, il 2022, il 2021 in realtà sono stati stanziati diversi milioni di euro. Anche per il 2024 c'è lo stanziamento di 222 milioni di euro che diventano 350 nei prossimi 2. Quindi risorse che vanno nella direzione dell'intervento in particolar modo sulle imbarcazioni che hanno alimentazione ecologica, cioè che non appunto inquinano, e Cantieri Vittoria tra l'altro avrebbe nella sua pancia anche la produzione di vaporetti per appunto la CTV a trazione elettrici. Quindi quello che a noi piacerebbe uscisse da questa assemblea in realtà è la richiesta alla politica, alle appunto istituzioni di fare quadrato, di connettersi con il territorio a salvaguardia di una realtà industriale importante. Ci servirebbe come il pane questo. E facendo questo fare anche, come posso dire, una operazione di politica industriale. Cioè adesso, se avessi la possibilità di parlare con un player importante come Fincantieri o come qualsiasi altro player che abbia una vocazione industriale e l'interesse di partecipare alla salvezza di Cantieri Vittoria, insomma, andrei a spiegargli: guarda che c'è questa possibilità qua, c'hai il cantiere vicino a casa, c'hai un mercato che può essere anche finanziato e su cui potresti intervenire, ed è questo che noi sostanzialmente ci chiediamo. Per fare questo, e questa è una proposta concreta che chiedo alle appunto istituzioni che sono presenti, riusciamo a consolidare una sorta di coordinamento del socio-istituzionale, chiamiamolo come appunto vogliamo, un tavolo che però non sia solamente il tavolo in cui periodicamente ci controlliamo, ma che abbia dei compiti, e i compiti per casa che a me appunto piacerebbe che tutti ci portassimo a casa, è quello di verificare quali sono le condizioni politiche, imprenditoriali, industriali per salvaguardare questo cantiere. I tempi sono quelli che ho provato a spiegare prima. Se entro luglio non viene fuori nulla, Adria perde una punto di risorsa importante e i lavoratori perdono il lavoro. Noi siamo su queste condizioni, cioè l'assemblea pubblica di oggi è per provare a fare chiarezza per i messaggi che sono passati un po' dappertutto, sono un po', come posso dire, hanno in qualche modo confuso le acque.
In realtà la situazione è questa, è drammatica, c'è una sua scadenza che è assolutamente ravvicinata e questo ci impone tutti, per come la vedo io, di intervenire per la soluzione di questa vertenza. Grazie. Allora, intanto ringrazio l'assessore Corazzari di essere presente, perché insomma è importante che tutte le istituzioni del territorio, come ha detto chiaramente Antonio, facciano quadrato. Delle proposte sul tavolo da parte sindacale sono state messe, sia una visione legata appunto a quella che può essere la transizione ecologica e diventare un sito di nicchia, ma soprattutto la possibilità di aprire questo tavolo. Diamogli il nome che vogliamo, è importante che sia, diciamo, partecipato in maniera importante da parte delle istituzioni e provare effettivamente a dare delle soluzioni concrete. Io, vista l'esposizione più che puntuale, insomma, da parte sindacale, io chiamerei anche l'amministratore delegato a dire da parte sua, insomma, la visione di cui chiedo scusa perché l'ho chiamato commissario, perciò mi scuso che non è commissario, è amministratore delegato, è un tema ben diverso, è un ruolo ben diverso, e lo chiamerei ad aula, adesso siamo un po' in fretta, però insomma se può avvenire due parole e apporre, diciamo, la visione da un punto aziendale. Prego, dottore. Grazie, sì, quello del commissario mi ha reso felice, un po'. Mi scaricava di un po' di responsabilità, mettiamola così. Beh, la presentazione fatta dal dottor Silvestri è sicuramente molto molto accurata. Posso dare alcune piccole sfaccettature, alcune diversità tecniche, cercando di non essere da una parte noioso e dall'altra troppo tecnico, però ci tengo perché vedo nella sala anche molti colleghi del cantiere e mi riconduco al linguaggio comune che abbiamo utilizzato dal mio arrivo circa 2 mesi e mezzo fa. Composizione negoziata della crisi lo scorso anno, non è strumento nuovo, non era lo strumento adatto per la risoluzione di una crisi di questa portata. E il 13 dicembre è stata presentata un ricorso in base all'articolo 44 del nuovo codice sulla crisi d'impresa, che sostanzialmente tutti chiamiamo impropriamente un ricorso per concordato, ma in realtà è un ricorso che consente, un ricorso cosiddetto prenotativo, che consente alla società di scegliere, dopo i 60 giorni che venivano richiamati prima, che poi sono diventati 120, fra 3 strumenti diversi. Quello che più abitualmente si sceglie è quello del concordato in continuità, e non nascondo che l'azienda è partita con questa idea, cioè quello di fare un concordato che avesse una parte di continuità diretta, ovvero si gestivano all'interno della società una serie di commesse e poi, dopo l'intervento di un investitore, proseguisse con una continuità indiretta, quindi era il nuovo investitore a portare avanti l'attività. Se non si fosse trovato l'investitore, gioco forza, vista la situazione della società, l'unica alternativa sarebbe stata quella della liquidazione giudiziale, termine che esiste dal 15 luglio del 2022, perché prima si chiamava fallimento, ma è nient'altro che un fallimento. La data ultima per la decisione fra le 2 direzioni diverse, cioè quella dell'investitore che rileva la società e ne prosegue la vita, o quella del fallimento, era il 12 di aprile. Quindi un termine molto molto stretto. Il cantiere ha avuto anche la sfortuna di presentare questo ricorso il 13 dicembre, quindi come potrete immaginare fino al 6 di gennaio non è successo assolutamente niente. Dei primi 30 dei 60 giorni che la legge ti dà non è stato fatto niente. Sono state presentate delle linee guida in tribunale che andavano giustamente dietro al concetto ancora di o concordato o liquidazione, e lungo questo percorso ci siamo resi conto delle difficoltà di cui già prima si parlava, del recuperare investitori anche del calibro adatto per questo tipo di investimento, e quindi abbiamo capito che saremmo arrivati alla scadenza del 12 di aprile, purtroppo senza poter prendere la direzione del concordato in continuità e dovendo gioco forza prendere quella del fallimento.
Di fronte a questo è stato elaborato un piano diverso da quello di prima. Grazie alla competenza degli advisor che oggi affiancano la società sono state identificate soluzioni alternative e dicevo prima che l'istanza presentata il 13 di dicembre offre 3 soluzioni. Un'altra, oltre a quella del concordato in continuità, è quella del piano di ristrutturazione omologato detto PRO. Che cosa offre il PRO? La cosa importante da dire è che il PRO è uno strumento liquidatorio, quindi prevede una fine dell'attività d'azienda. Ciò che è stato detto prima sulla data ideale di luglio è assolutamente corretto. Il PRO del cantiere navale Vittoria prevede che si eseguano in continuità tutta una serie di attività che sostanzialmente sono un paio di commesse, una è quella legata alle imbarcazioni per la Croazia, l'altra è quella legata alle imbarcazioni per la Tunisia. Si proseguono queste attività nell'ottica di poter mettere a disposizione dei creditori un valore maggiore rispetto a quello che verrebbe fuori da una liquidazione oggi della società e al termine di questa attività ci sia la cessazione dell'attività di impresa. Ma allora cosa l'avete fatto a fare? L'abbiamo fatto perché ci siamo comprati tempo. In poche parole siamo riusciti nell'obiettivo presentando questo PRO che, attenzione, è un ricorso al Tribunale. Il Tribunale ha perfettamente, legittimamente la possibilità di non ammetterlo, quindi non è una certezza, è un'opzione. Ritengo che siamo stati sufficientemente accurati e bravi nel presentare le domande e la documentazione in modo tale che da rendere più facile il lavoro del Tribunale e l'ammissione al PRO. Però, dicevo, sostanzialmente ci siamo comprati tempo, perché altrimenti il 12 aprile, oggi questa riunione non l'avremmo fatta con l'amministratore delegato del cantiere Vittoria, ma con il curatore o con la curatela della liquidazione della società e con i non più dipendenti del cantiere Vittoria, perché bella o brutta questa è la realtà. Ci siamo comprati il tempo fino a luglio per poter finalizzare queste commesse e soprattutto ci siamo comprati un intervallo di tempo per poter finalizzare quelle negoziazioni che sono state avviate nella fase precedente che riguardano diversi soggetti. Non chiedetemi per cortesia di fare nomi, perché la società ha un accordo di riservatezza per cui non può disvelare questi nomi. I giornali li ho letti anch'io, quindi alcuni di quei nomi sono sui giornali. L'interesse di Fincantieri è un interesse ovvio, ma non scontato, perché Fincantieri ha comunque le sue condizioni per poter avere un interesse nel cantiere Vittoria. Ovviamente non nascondo, questo è un mio commento personale, non nascondo che un interesse concreto di Fincantieri sarebbe una buona soluzione, perché vorrebbe dire avere alle spalle un investitore a cui possono mancare tante cose, ma non sicuramente la finanza, l'esperienza e lo standing per potersi muovere nel mercato dove opera il cantiere Vittoria. Ce ne sono altri, è stato fatto il nome del gruppo Sanna, che ovviamente di nuovo essendo pubblico non ho problemi a riportare, ma non sono gli unici e ritengo personalmente che alcuni degli investitori industriali che si erano avvicinati al cantiere in altre stagioni oggi forse potrebbero farlo in modo più facile, perché se qualche mese fa il futuro del cantiere dal punto di vista giuridico era confuso e spesso chi non ha di fianco degli avvocati che conoscano bene le procedure o delle persone all'interno della struttura che sappiano le procedure di ristrutturazione hanno difficoltà a capire a che cosa andrebbero incontro. Oggi invece è tutto molto chiaro. Oggi il cantiere ha davanti circa 90 giorni di vita in continuità nei quali terminerà queste commesse, ha davanti una prospettiva di gestione del personale collegata alle situazioni di crisi, che è un modo bello per dire che dovremo fare ricorso ovviamente con l'accordo con le istituzioni e con i sindacati agli strumenti messi a disposizione per le situazioni di crisi. In questo caso la CICS è lo strumento che va più d'accordo con la nostra situazione, ma soprattutto appunto in questo intervallo abbiamo tempo per cercare i nuovi investitori. Non ne abbiamo tantissimo, perché così
come sono passati rapidamente 60 più 60 giorni che sembravano un'infinità per arrivare al 12 aprile, il 12 aprile è arrivato e la situazione investitore non è stata risolta, quindi arriverà anche luglio. E poi oltretutto non è che uno l'ultimo giorno, la sera prima, può presentare l'interesse di un investitore, anche perché senza essere di nuovo noiosi c'è una procedura da seguire, per cui a fronte di una concreta manifestazione di interesse, dove concreta vuol dire scritta, vuol dire irrevocabile, vuol dire con una cauzione adeguata, vuol dire fatta da una società che ha capienza finanziaria per poter sostenere l'acquisizione. Di fronte a una cosa di questo tipo ci sarà comunque un'asta competitiva, quindi ci sono dei tempi da rispettare, noi davanti a noi non abbiamo molto tempo. I colleghi del cantiere sanno che quando io sono arrivato ho spiegato che l'avversario del cantiere sembravano essere i soldi. L'avversario non sono i soldi, è sempre stato il tempo corre, i soldi si trovano, ma il tempo non si trova. In effetti dalla presentazione dell'istanza del ricorso per prenotativo sono già passati 120 giorni, la soluzione non è arrivata, ne abbiamo davanti meno di 120 a questo punto per portare in fondo questa cosa. Quindi ho cercato di darvi da una parte un po' più di dettagli di quelli forniti comunque in maniera molto puntuale da Silvestri, confermando gli aspetti fondamentali. Il percorso fatto, la deadline del 12 di aprile che è corsa, la prossima deadline che è la fine della lavorazione relativa alle commesse croate e alla commessa tunisina, e a quel punto c'è dentro un investitore, poi il cantiere purtroppo non riuscirà ad arrivare al 2027, che sarebbe stato il centenario. Mi permetto un commento personale a questo punto. Io di mestiere seguo ristrutturazioni da molti anni. Raramente mi è capitato di vedere una realtà dove gli strumenti messi a disposizione dalla normativa sulle ristrutturazioni sembrano fatte apposta per questa cosa, perché la normativa sulle ristrutturazioni che cosa dice? Lato senso, dice: creditori, abbiate un attimo di pazienza, mi fermo un attimo, faccio un piano, lo eseguo e poi vi do i soldi o una parte di quei soldi che vi posso dare. Per farlo devo avere dentro un'azienda. In molti casi viene applicata ad aziende decotte che, anche superata la fase del concordato, passeranno altri 2 anni, ma se non hai un mercato, non hai la tecnologia, non hai degli uomini, non hai il know-how, non hai il saper fare che è richiesto ad un'impresa, non vai comunque molto lontano. Nel cantiere tutto questo c'è, ci sono sicuramente delle maestranze valide, c'è la capacità di far navi, c'è un know-how, c'è un mercato. Con dolore confermo quello che ha detto prima Silvestri: noi abbiamo cancellato 150 milioni di commessa, 19 progetti, io ho fatto decine di telefonate con il ministro degli affari marittimi greco, con l'ambasciata ad Atene, con il ministero in Croazia, con la Tunisia, e il punto era: dateci queste barche. Il problema è che il cantiere non era più e non è più nelle condizioni finanziarie operative di poter fare queste cose. È un delitto aver già cancellato 150 milioni di lavoro. Non c'erano altre soluzioni, però quello che dico è che quella che in termine tecnico si chiama good company qua dentro c'è. Quindi lo sforzo deve essere, a questo punto, quello di trovare alla velocità della luce chi è disposto ad investire, con un progetto serio, industriale, sul cantiere, perché qualora questo accadesse, oggi abbiamo scherzato, a luglio non succede niente, la vita del cantiere va avanti e sono convinto che andrà avanti a lungo, venuto il centenario, perché, ripeto, le capacità di fare impresa dentro ci sono. Va trovato l'investitore. Credo che l'amministratore delegato sia stato chiarissimo, sia stato molto chiaro. L'accenno fatto prima da Silvestri, facciamo quadrato. A questo punto, se non ci sono eventualmente domande anche dal pubblico, perché giustamente qua c'è la possibilità anche di chiarire alcuni dubbi eccetera, io passerei la parola proprio alla politica. Noi abbiamo oggi presente la rappresentanza del governo attraverso il prefetto, abbiamo la provincia, abbiamo un rappresentante della regione, anche se le deleghe non sono quelle del lavoro, ma chiaramente rappresenta il territorio in regione in maniera importante, e soprattutto poi abbiamo il sindaco, che io alla fine chiederei proprio di tirare un po' le fila su quello che
può essere la costituzione di questo organismo, tavolo, chiamiamolo come vogliamo, insomma. Io chiamerei il prefetto a fare un intervento appunto come la prefettura in questo caso può essere soggetto attivo, insomma. Prego. Grazie, ho ascoltato con molta attenzione le relazioni. Partirei dalle ultime parole dell'amministratore delegato. Cantiere Vittoria sono un'azienda che sta sfondando una grave crisi finanziaria, ma che è un'azienda che ha tutte le capacità per stare sul mercato. Non è un'azienda che produceva prodotti obsoleti o non più, diciamo, all'altezza di stare sul mercato. Sappiamo benissimo, e lo so anche come autorità istituzionale, è un'azienda che ha il mercato, una sua credibilità soprattutto presso i mercati appunto istituzionali, presso quasi tutti i paesi del bacino mediterraneo sono stati clienti soddisfatti dei cantieri Vittoria. E quindi ci troviamo tuttavia a fare i conti, ecco, forse la parola giusta, insomma, con una situazione finanziaria ormai quanto pare non più diciamo gestibile, e quindi occorre, come è stato detto, trovare un investitore che sostanzialmente dia nuova liquidità e quindi consenta una ripartenza, insomma, all'azienda. Noi siamo assolutamente e pienamente disponibili a mettere in campo tutto quello che è nelle nostre attribuzioni per agevolare, insomma, per trovare una soluzione. Finora devo dire, io così, come dire, fino alla prefettura, ma credo anche altre realtà come per esempio la provincia, insomma, abbiamo seguito, come dire, la vicenda un po' dal di fuori. Ovviamente noi ci teniamo informati su tutto quello che di rilevante accade sul nostro territorio, anche in ordine appunto a situazioni di crisi. È la prima volta che veniamo chiamati, diciamo, in causa e quindi non mancheremo di svolgere tutto ciò che è nelle nostre facoltà per sostenere un'azienda, per sostenere soprattutto i lavoratori, per sostenere il management aziendale, consapevoli appunto che è un insieme di capacità che non può andare assolutamente disperso, deve essere salvaguardato, deve essere tenuto sul nostro territorio, e quindi ecco, garantisco che ci metteremo tutti al lavoro in uno spirito sempre di sinergia, di massima collaborazione per trovare i giusti sostegni istituzionali in ambito appunto anche governativo e per poi attraverso anche i rapporti con le organizzazioni imprenditoriali, oltre che con le rappresentanze sindacali, appunto creare le migliori condizioni perché si possa uscire da questa situazione di crisi. Quindi non posso che diciamo, farmi garante di questo, ecco. Grazie. Grazie signor Prefetto. Passo un attimo la parola al collega della UIM, Emilio Bolognesi. Allora, buonasera a tutti. Io ho un paio di considerazioni, anche perché quando parliamo dei cantieri Vittoria parliamo di una storia importante, di un cantiere importante, di un produttore importante, ma lo dico perché proprio con la politica poi quello che proponevamo noi era proprio un tavolo, come diceva poi l'amministratore, qual è la questione che vedo, perché la discussione del cantiere è iniziata, abbiamo visto le 3 strade, ma un'impressione importante. Perché il cantiere dovrebbe prendere il cantiere Vittoria per sé? Perché è molto più importante per chi produce navi eliminare un concorrente.
oppure comprare da fallimento. E questa è la considerazione. Luglio è vicino, ma qual è la motivazione per cui Fincantieri dovrebbe? Perché loro, per quello che abbiamo capito, potrebbero tranquillamente produrre senza acquistare il cantiere. E quindi è qui che la politica avremo bisogno di capire se si può, siccome parliamo di una partecipata e quindi si può, come dire, tentare di capire prima di arrivare a luglio, perché l'impressione è che si voglia o eliminare un concorrente oppure potrebbe essere interessante acquistarla fallita, ma se è stata fallita vuol dire che i dipendenti decidiamo noi, ma vuol dire anche decidiamo anche se il cantiere riprende o non riprende, perché se il cantiere decidesse, se fosse lei, se fossero loro gli acquirenti, oggi potrebbero dire che produciamo quel sito dove oggi stiamo già producendo. Quindi noi abbiamo poco tempo ed è il motivo per cui abbiamo messo in piedi il tavolo, è per capire se con la politica, abbiamo la rappresentanza della regione, abbiamo la rappresentanza della nostra provincia, quindi capire se si riesce a interloquire un attimo con su chi potrebbero essere gli investitori, perché abbiamo capito che Osanna non è l'investitore che ci può salvare e quindi l'unico che vediamo potrebbe essere appunto Fincantieri, almeno noi non vediamo molto altro, però ecco, abbiamo quell'impressione che Fincantieri o si vuole eliminare o ci vuole solo prendere il fallimento, quindi e per noi significa che poi se riduciamo il personale sappiamo che andiamo magari sotto al numero minimo per fare l'impresa, perché per fare i cantieristi bisogna avere un numero minimo, quindi almeno 50 addetti, il ragionamento diventa molto più serio, quindi il tempo è stretto. Quello che stiamo chiedendo, prima di passare la parola ai politici, è proprio questo: siamo in grado noi di interloquire con chi potrebbe essere Fincantieri, perché nella nostra regione e in Venezia abbiamo tutti gli strumenti per parlare con chi sta lì e capire se c'è un vicino acceso, perché lo vediamo distante, ecco, vediamo, è per quello che abbiamo deciso anche di mettere in piedi questo tavolo politico per capire se qualcuno può fare qualcosa in più. Lo dico all'amministratore perché noi abbiamo fatto 4 chiacchiere con il Duo in diversi incontri e loro ci avevano detto vorremmo anche 6-10 imprenditori. Io credo che non siamo nelle condizioni di poter scegliere, io credo che siamo solo nelle condizioni di tentare di salvare il salvabile. Quindi sarebbe già importante capire se effettivamente c'è qualcuno, se c'è quel qualcuno è concreto. Ecco. Io mi fermo qua perché ho l'impressione che si voglia arrivare come è successo in molte altre aziende, al fallimento e poi alla svendita e poi non si salva di apertura. Ecco, quindi bisogna passare la parola a Davide. Sì. Io ripeto la domanda che ho fatto prima, se c'è qualche domanda, perché chiaramente gli aspetti tecnici che sono stati affrontati sono anche complicati, insomma sono complessi. Ci sono alcuni termini che sono più che chiari, insomma la tempistica e il bisogno estremo di trovare un acquirente che possa rilanciare la produzione. Altrimenti io invito anche il Presidente della Provincia e poi successivamente l'assessore Corazzari a un breve intervento per sostanzialmente poi ridare la parola al Sindaco, perché credo bisogna trovare, oltre all'impegno, anche darci dei tempi, darci un strumento di azione. Prego, Presidente. Sì, grazie, buonasera a tutti. Insomma, ringrazio anch'io per l'invito e l'occasione che così viene a crearsi. Parto dalla fine dell'intervento del signor Prefetto, perché ovviamente lui stesso ci chiama in causa proprio citando quei tanti e diversi tavoli che sono stati aperti a livello provinciale dalla prefettura o con la prefettura in relazione a quelle che sono state le istanze che nascevano talvolta o da parte della provincia o da parte della prefettura stessa su richiamo del territorio, e quindi sono non altro che a confermare quanto diceva il signor Prefetto circa tutta la disponibilità da parte nostra a livello provinciale per poter mettere in campo quell'intervento che già penso anche le stesse forze sindacali possano riconoscere
in relazione all'impegno che è sempre stato messo. Chiaro che la disponibilità non significa che ci siano già degli strumenti che a noi sono così chiari per poter addivenire a delle proposte che possano sapere anche solo lontanamente di soluzione, perché questo vorrebbe dire fare delle promesse al vento, però credo che i presupposti invece per creare un tavolo che possa per il suo riuscire a dare il contributo che serve, credo che questo sia oltre che dovuto e necessario anche nelle corde, perché sentito da parte di tutti noi. Mi ricollego invece a quanto detto, non mi ricordo se da Venezia o da Silvestri prima, in relazione al fatto che oggi non è il momento probabilmente di andare a cercare colpe, perché il tempo ne abbiamo talmente poco che dobbiamo concentrarci su quello che si può fare da adesso in poi. Uno, perché credo che innanzitutto la solidarietà nei confronti di chi oggi sta vivendo il patimento, e parlo in particolare di tutti i lavoratori, è anche qui più sentito che dovuto, e quindi su questo non vedo da dubitare. Però aggiungo anche che credo che questo sia altrettanto chiaro, che questo tipo di solidarietà e di vicinanza la dobbiamo anche all'azienda, a chi l'ha fatta, a chi l'ha creata, a chi la sta gestendo, proprio perché credo che l'intendimento e le finalità generali poi in questo particolare momento non siano diverse da quelle dei lavoratori e da quelle di tutti noi. Quindi, proprio tornando indietro, direi che visto che i tempi sono stretti, ci sia poco da andare a cercare delle colpe, anche perché credo che le procedure per le particolarità che hanno sono talmente strette e vivono di dinamiche che portano un cambiamento da un giorno all'altro, che andare a esprimere un giudizio su chi ha fatto e ha continuato nel tempo a fare investimenti e li ha fatti anche bene, poi alla fine possa essere giudicato ora in relazione ad una congiuntura economica mondiale che di fatto sta mettendo a dura prova tutti quanti. Quindi ecco, l'appello che vorrei lanciare è quello di una serenità che ci potrebbe consentire di avviare al meglio questo tavolo, che sono qui a ribadirvi. Ci metterò anche del mio assieme al prefetto, che mi sembra lo abbia già detto, per poterlo portare avanti insieme. Questo perché credo che creare una situazione di fondo così ci permetta di andare a perlustrare quelle che sono le uniche opzioni buone che ci saranno, perché non ne avremo 3.000, ce ne saranno poche evidentemente sul tavolo. Poi ad oggi riuscire a dirvi se sia Fincantieri o sia qualcun altro che possa avere l'interesse in mezzo, ma oggi non ve lo so dire, però è chiaro che il tavolo potrà servire anche insieme, credo io, ad esplorare questo tipo di soluzioni. Non lo so se, ma dobbiamo provarci, se la tempistica sia compatibile. Certamente gli strumenti, per come ce li ha spiegati l'amministratore, certamente gli strumenti a questo punto, se proprio dobbiamo dare un giudizio alla fine, sono stati anche utilizzati forse al meglio, almeno dal punto di vista di riuscire a riservare il tempo necessario. Quindi proprio perché abbiamo parlato anche degli effetti sociali che può avere, io credo che la creazione di un tappeto, diciamo così, distensivo sia il presupposto necessario per riuscire a fare il tavolo, perché credo che comunque, al di là dei giudizi che possiamo dare, sia stato creato un contesto in cui ancora c'è del tempo, e quindi questo tempo va utilizzato al meglio, e non posso altro che ribadire tutta la disponibilità. Poi che questo possa riuscire a permetterci di influire come pubblico, come istituzioni, affinché direttamente ci si possa andare a rivolgere a soggetti che hanno anche partecipazione pubblica, e quindi anche soggetti diversi da quelli che normalmente nel privato possono essere guidati per semplice interesse economico. Ancora di più ci fa dire che se dal punto di vista sociale riusciamo a mantenere il clima adatto per gestire questi 90 giorni, se non sbaglio, credo che sia la prima cosa che dobbiamo fare e che dobbiamo anche sfruttare. Sottolineo l'ultima parte, le condizioni e il clima adatto per fare in modo che
il territorio sia un soggetto, in questo caso il quartiere di Vittoria, sia un soggetto appunto di attrattivo imprenditoriale. Oggi l'idea appunto era quella di far nascere questa, di costituire una sorta di coordinamento, e io la provo anche a esplicitare in maniera un po' più precisa. Siamo nelle condizioni nei prossimi giorni di costruire anche un documento con un impegno, diciamo, politico o istituzionale, decidete voi, insomma siete voi le istituzioni, noi sicuramente siamo il massimo apporto, anche, ripeto, per creare quelle condizioni e quel clima al massimo, per fare in modo che ci sia anche un impegno istituzionale, e questo possa essere anche di aiuto a quei soggetti che possono trovare nei cantieri di Vittoria la possibilità di rilanciare l'imprenditoria. Io chiedo anche, ripeto, se non con delega, però chiaramente un importante rappresentante regionale, all'assessore Corazzari, di portare un contributo, e naturalmente, anche se, ripeto, non di delega sua, ma un impegno da parte della Regione sempre a questo tavolo e a questo, diciamo, coordinamento che si vorrebbe costruire. Sì, grazie Davide, buonasera a tutti. Io vi ringrazio le associazioni di sigle sindacali per avermi coinvolto, e tra l'altro so che avete coinvolto la Regione a pieno titolo anche attraverso la mia collega Donazzani, di cui porto il saluto. Noi ci occupiamo come Regione, per nostre competenze, di crisi aziendali, istituiamo dei tavoli relativi appunto alle situazioni di crisi aziendali, e utilizziamo i fondi per esempio del Fondo Sociale Europeo per accompagnare i lavoratori in percorsi formativi e quant'altro, per quindi calmierare quelli che sono tutti gli effetti sociali negativi che comportano poi le situazioni di chiusura di aziende o di crisi di aziende. E questo fa parte del nostro compito, delle nostre competenze. Oggi siamo in una fase antecedente, però, che dobbiamo cercare di utilizzare affinché possa essere scongiurata una definitiva chiusura. Questo perché? Perché significherebbe innanzitutto andare a depauperare un patrimonio di professionalità e di maestranze e di valore incredibili. Un patrimonio umano, tecnico, professionale, che oggi è anche molto ricercato. Io mi sono un po' confrontato con alcune persone del settore, e i lavoratori che abbiamo nei cantieri di Vittoria sono lavoratori di altissima formazione, qualità, professionalità, e sono lavoratori che nel mercato sono contesi, tra virgolette, in alcune figure in particolar modo. E questo significherebbe andare a depauperare una ricchezza che oggi c'è e che vorrebbe continuare a lavorare in Polesine e costituire un punto di riferimento di ricchezza per la nostra terra. A questo si aggiunga il settore della cantieristica, che tradizionalmente ha trovato nell'area del nostro delta un punto di crescita. Non a caso questa azienda sta per celebrare proprio il centenario, perciò significa anche un valore identitario, storico, che si è tramandato nel tempo e che non bisogna perdere. Noi naturalmente come Regione siamo a vostra disposizione, io a maggior ragione in quanto rappresentante in giunta del territorio vi coordinerò con il Presidente, con la collega Donazzani, in tutti i modi, affinché tutto ciò che è nelle nostre possibilità possa essere messo a disposizione, tanto nelle azioni dirette di nostra competenza, quanto anche nel cercare di costruire delle reti, dei rapporti, delle interlocuzioni che portino a quello che è il risultato che è auspicato, ovvero di trovare un investitore solido e che possa garantire il futuro dell'azienda. Sicuramente sarà importantissimo, al fine di raggiungere questo obiettivo, come è stato detto più volte, che vi sia una comunanza di intenti e di obiettivi da parte di tutti, quindi da tutte le istituzioni, dai comuni del territorio a tutti i livelli, e che questo gioco di squadra lo si faccia insieme all'azienda, all'impresa e ai lavoratori soprattutto. Noi, quando in gioco la vita e il lavoro dei lavoratori, dobbiamo dare il massimo anche facendo squadra. Tutto quello che posso garantire è il massimo impegno e la massima condivisione di questo importante obiettivo. Quindi sicuramente siamo al vostro fianco.